Buonasera a tutti e benvenuti qui a Radio Suono Napoli, speciale lockdown. Con la proposta e prerogativa di domanda, ma il virus funziona ad orari? Abbiamo come ospiti in eccellenze qui a Radio Suono Napoli in streaming dovuto al Covid-19. Abbiamo il professor dottor Filippo Cantone, comitato coordinatore psicologi per la salute pubblica. Abbiamo Giovanni Di Matteo, presidente di Apio Casalnuovo di Napoli per gli esercenti commercianti, ospite Morena De Rosa, attrice, e la presidentessa Rita Di Lernia dell'associazione I Partenopaci, teatro e spettacolo. Siamo qui in diretta, vi ripeto, salutiamo a tutto il pubblico di Radio Suono Napoli. Vi iniziamo con una domanda, in questo caso che è diretta per quanto riguarda agli esercenti, quindi i commercianti. Il signor Giovanni Di Matteo. Buonasera. Ora, il lockdown come sta gravando sui commercianti? Sta gravando in modo abbastanza devastante. È un virus che purtroppo non conosciamo, un virus di cui non abbiamo nessuna conoscenza, sta creando effetti devastanti proprio in virtù del fatto che c'è insicurezza. Sappiamo tutti che abbiamo superato già un lockdown già nei mesi di marzo, aprile, maggio, fino ad arrivare all'estate, dove già lì ci sono state delle perdite notevolissime, perdite che difficilmente verranno recuperate. È chiaro che tutti si aspettavano dopo l'estate, visto anche quello che è stato l'andamento tra il bonus vacanza, la riapertura totale quasi di tutte le attività, tutti speravano che questo virus potesse andare via, invece è ritornato più forte di prima e ha creato incertezze sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista commerciale. Ora andiamoglielo a dire ai commercianti che devono richiudere. Allora io mi ascolto commercianti tutti i giorni. Io a nome dei commercianti rivolgo una domanda a chi dirige alla classe politica, senza fare polemiche, senza fare nessun tipo di... Dobbiamo chiudere, va bene, chiudiamo. Quando dobbiamo stare chiusi? Cosa ci dà il governo per sostenere le nostre spese vitali, quelle per sopravvivere? Quanto tempo rimarremo chiusi? Le zone, adesso ci sono i colori, prima noi eravamo rossi, poi arancioni, siamo diventati gialli, insomma va bene giallo perché magari vuol dire che stiamo un pochettino più in salute rispetto alle altre regioni, va bene, ma quanto tempo dobbiamo rimanere chiusi? Quali sono gli interventi finanziari affinché un commerciante possa sopravvivere? Non parliamo di fare la vita da nababbi, ma sopravvivere. Allora, se non ci sono risposte in merito a tutte queste domande, è chiaro che ti ritroverai la rivoluzione in piazza, è chiaro che ti ritroverai atti estremi, è chiaro che ti ritroverai una rivolta popolare, perché probabilmente la gente, se non è sicura di portare il piatto a tavola nella propria famiglia, è chiaro che te lo ritroverai in piazza. Questo è il ragionamento. Ci sono, secondo me, lo voglio dire se c'è un secondo, alcune cose che si potrebbero fare, ma giusto per alleviare, guarda un pochettino il discorso iniziative. Il virus non lo conosciamo, va bene, non ci sono ancora vaccini, va bene, tutto a posto. Però io non ho visto sinceramente ad oggi un vero e proprio intervento mirato ad aiutare la classe commerciante. Sinceramente non l'ho visto, a parte, ti dico, c'è qualcuno che ancora deve ricevere la cassa integrazione dei mesi scorsi, quindi figuriamoci con quale fiducia ci accingiamo a prendere queste qua nuove. Allora dico, perché non intervenire anche su cose? Non ho visto, ma magari è populista fare un ragionamento del genere, un politico che dice guarda, magari non lo so, diamo i nostri stipendi in beneficenza, anche il modo in cui l'espressione della politica verso il commerciante non c'è, il commerciante non ha più fiducia nella classe politica dirigente perché non c'è un aiuto concreto. Anche noi come piccola associazione comunale a Casalnuovo, tra poco penso che mi devo vedere anche col sindaco, dico, ma
invece di fare interventi 300, 500 che sappiamo bene, guardi, noi a Casalnuovo abbiamo ricevuto come commercianti un bonus di 400, 300, 500, quel che sia, a seconda dell'attività commerciale. Che cosa ne facciamo? Cioè alziamo la saracinesca e paghiamo 2 bollette, che ce ne facciamo di 300 euro? Noi abbiamo fatto proposte piccole, fattibili, tipo cerchiamo di fare un grande sito online di tutto il paese sponsorizzato dal comune, dove magari ecco, non posso più vendere al banco, magari posso cominciare a vendere, mi metto in rete, comincio a trasformare la mia attività con l'aiuto del comune. Io credo che la politica debba dare anche questi tipi di aiuti concreti e non il regalino dei 200, 300, 400, che secondo me se continua così, c'è anche un dottore psicologo, sono contentissimo che stia qui con noi stasera, secondo me non ce ne usciremo proprio bene, secondo me. Devo fare una domanda, signor Di Giorgio? Certo. Allora, lei mi parla di bonus e tanto altro, no? Ma secondo lei, Sì. togliendo la questione politica, perché in questo caso non parliamo di politica, ma parliamo bensì di aiuti e le persone come lo stanno vivendo, lei cosa crede? Cosa accadrà ai commercianti in genere? Parliamo di una situazione in genere, perché nella prima fase del lockdown alcuni commercianti non hanno più riaperto, attenzione. Esatto. Sì, tanti, non alcuni, tanti non hanno aperto. Ce ne saranno altri. Però io le posso dire non apriranno dal punto di vista commerciale perché già erano in difficoltà, glielo dirò già adesso, molti non apriranno, ma poi dobbiamo andare a vedere quali sono gli effetti, oltre che quelli commerciali, quali sono gli effetti che vai a creare su una famiglia, perché poi una persona di 50-60 anni che ha un'attività commerciale e dalla sera alla mattina non ce l'ha più, non ha un sostegno, ma che cosa si mette a fare sto povero visto? Quindi dobbiamo anche pensare a conseguenze un pochettino più tragiche. Perciò vi dico, le conseguenze saranno tragiche, perché io già ho sentito alcuni commercianti che hanno detto Giovanni, chiudo la saracinesca, non ce la faccio più, non aprirò. E allora io mi domando, ma se tutti quanti chiudono, ma se tasse, io lo dico sempre una frase che dico da anni, il commerciante è l'anima del paese, chiudi il commerciante, togli l'anima a una città, a un paese. Ma ci pensate a una città, a un paese, tutte le vetrine chiuse, tutti i negozi chiusi? Ma di che stiamo a parlare? Perciò io chiedo, è vero che non c'entra la politica, per l'amor del cielo, ma purtroppo, caro direttore, gli aiuti da una parte devono arrivare, non è che ce li dà la Chiesa, purtroppo ce li deve dare la politica, questo è il problema. Vorrei far intervenire la presidentessa Rita Di Lernia per quanto riguarda arte e spettacolo e lei anche tanto altro. Prego, signora Rita. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Niente, purtroppo il nostro settore vive anch'esso un momento drammatico. Infatti diciamo che il tessuto culturale in questo momento è ben tartassato. Purtroppo i teatri avevano diciamo rispettato tutte le normative anti-Covid e con il nuovo DPCM del 25 ottobre dove insomma si decide diciamo il comitato tecnico scientifico da parte del Consiglio del Presidente Giuseppe Conte insomma decide di chiudere i teatri e sale da concerto e quindi vengono impedite anche le fiere di qualunque genere, eventi analoghi, comprese le rappresentazioni teatrali all'aperto e quindi sin dall'inizio della pandemia purtroppo il nostro settore ha avuto notevoli carenze di introiti con conseguenze che vedono coinvolti artisti che abbracciano vari generi già dal primo lockdown. I rappresentanti, cioè ricordiamo che insomma ci sono state delle manifestazioni, i famosi 500 bauli in piazza del Duomo a Milano, 10 assessori alla cultura dei capoluoghi italiani hanno inviato una lettera al governo. Comunque si sono avute ripercussioni su tutto il settore. Il settore è formato, come sappiamo, da produttori, costumisti, truccatori, fonici, scenografi, quindi queste sono tutte persone che non lavorano, ma speriamo che, diciamo, che con 30 giorni di chiusura
può darsi anche, insomma, che vista l'astinenza del teatro, che però comunque già aveva una sua crisi, può darsi che magari le persone vengano coinvolte di più, cioè come dire, che abbiano un interesse maggiore verso quello che è, diciamo, il teatro. Insomma, ci troviamo. Interrompere un attimo, mi chiamano Via e compasso sovraimpressione, quindi voi, voi ospiti di eccellenza lo potete verificare dopo. Siamo con 113.873 utenti, 133.637 ascolti in questo momento. Quindi salutiamo tutto il pubblico di Radio Solo Napoli, salutiamo le persone che ci scrivono qui sulle chat, che ci stanno guardando da Milano, Torino, Piacenza e Amsterdam, Stoccolma. Quindi io saluto di nuovo tutti, sono italiani che sono ad estero. Allora io dopo che ho interrotto la signora Rita vorrei rivolgere un attimino la parola invece alla nostra ospitatrice Morena De Rosa. Prego. Buonasera a tutti. Ciao Mirko, buonasera a tutti gli amici che ti stanno ascoltando. Io volevo accodarmi appunto alla signora Rita, perché in quanto attrice sia amatoriale che professionale abbiamo davvero accusato un urto di tutto il settore artistico non indifferente. Rendiamoci conto che dietro quello che è uno spettacolo nel momento in cui il teatro è statutario, quello che va in scena e il lavoro svolto, quindi tutto lo spettacolo, dietro di noi non è nulla in confronto a tutto ciò che c'è dietro di noi. Dietro di noi ci sono delle persone che lavorano per la pubblicità di quello spettacolo, dietro di noi ci sono persone che provvedono alla sponsorizzazione di quello spettacolo, i prestatori, i parrucchieri, i costumisti, i produttori, i registi, gli attori amatoriali e non, che soffrono in questo momento tantissimo, non solo perché l'arte è una medicina naturale che comunque attraverso l'arte è una sorta di ancora di salvezza, un'ancora di salvezza perché in quel momento la persona che si siede lì sulla poltrona di un teatro stacca con la sua vita, con le sue problematiche e si gode un'ora di libertà emotiva e di relax. Quindi sotto questo punto di vista è veramente molto triste. Sotto il punto di vista economico altrettanto. Io oltre a fare l'attrice canto da 10 anni con il mio gruppo musicale, c'è un mio maestro che è alla tastiera, un altro mio maestro che è un saxofonista. Facciamo tantissime cerimonie e non vi nascondo che ho potuto vedere con i miei occhi il dolore di tantissime coppie che dovevano sposarsi e che hanno dovuto rimandare non una, ma non due, non tre, addirittura 4 volte il loro matrimonio. E anche lì, anche in quel settore, come tutti sanno, dietro di un matrimonio non ci sono gli sposi che soffrono, c'è un ristorante, c'è tutto il personale, c'è lo staff, ci sono dei camerieri. Ci sono dei fiorai, dei fotografi, ci sono dei comici, quindi ci sono dei settori che a catena ne risentono economicamente, ma soprattutto psicologicamente anche. E dopo appunto il dottore Morena, volevo fare una piccola puntualizzazione. Volevo parlare un attimino, se mi è consentito dal direttore, volevo parlare dell'esperienza personale per quanto riguarda le associazioni, no? Queste associazioni che hanno delle sedi... Allora, che sia rapido, perché ho una domanda da rapidissimo. Ho una domanda da web e poi rivolgiamo la parola, dopodiché inizia lei, signora Rita, per quanto riguarda il dottor Filippo Cantone, però abbiamo una domanda dal web, quindi che sia una cosa, insomma... Allora, che facciamo? Prima la domanda? Posso parlare? Prego. No, volevo dire che le associazioni hanno delle sedi legali, no? E comunque, per esempio, nello specifico, nella mia associazione, facevamo dei corsi di canto, di recitazione e dizione, danza classica, danza moderna, hip hop, gag, corsi di chitarra, corsi di canto, quindi adesso è tutto fermo. Noi abbiamo aperto a gennaio, abbiamo chiuso a marzo, quindi siamo stati aperti circa 1 mese e mezzo. Dopodiché comunque paghiamo solo spese per mantenere questa sede, punto e basta, cioè non abbiamo
nessun tipo di introiti, insomma. C'è anche questo piccolo aspetto che però mi va di sottolineare perché è completamente dimenticato, insomma. Allora, io invece ho una domanda per il dottor Filippo Cantone, per la nostra eccellenza di questa serata. Dottor Filippo, mi pongono la stessa domanda, ma nemmeno a farla apposta, dal web. Secondo lei, psicologicamente, il popolo dovrebbe essere unito e compatto o tutto quello che sta accadendo che ognuno ha un'opinione diversa? Da parte del signor Claudio De Angelis. Che domanda! No, io penso che il signor De Angelis voglia dirci questo. È giusto appiattirci oppure è giusto mantenere un atteggiamento dialetticamente critico, attento a tutto quello che viene fuori dal mondo della comunicazione? Se ho capito il senso, direi che invece occorre sempre essere dialetticamente adeguati, nel senso che vanno poste delle criticità, vanno colte delle incertezze, le domande vanno sempre poste, l'appiattimento non è mai qualche cosa che sia progresso per la civiltà. Io per la signora Rita, vuole sporgere una domanda al dottor Filippo Cantone? Sì, stavo per chiedere proprio questo. Volevo chiederle, ma per quanto riguarda i negazionisti, dal punto di vista psicologico, lei come lo vede questo non guardare, secondo me, la realtà, non accorgersi di ciò che ci circonda? Cioè, perché queste persone si comportano in questo modo? Cioè, voglio capire, cioè, che problemi possono avere, perché rifiutare la realtà? Forse è questione di debolezza? Bene, penso che la negazione sia ben conosciuta in psicologia e soprattutto dagli studi di Freud a partire dal 1925 è stata vista come avesse una valenza di meccanismo di difesa, è tra quelli più conosciuti. In realtà l'umanità l'ha sempre conosciuta, la psicologia e la psicanalisi hanno cominciato a studiarla sin dagli anni 20 del secolo scorso. È chiaro che è una forte compromissione dell'esame di realtà. Evidentemente chi nega non opera un sano esame della realtà. È chiaro che come meccanismo di difesa, oltre alla compromissione dell'esame di realtà, comporta anche la presenza di un oscuramento, no? Di una scotomizzazione, no? Si dice nel linguaggio più tecnico. È ovvio che chi è che nega? È certamente una persona che mostra gli aspetti più disadattivi della propria personalità, mostra gli aspetti più disfunzionali del suo stile e delle sue abitudini di vita, ed opera sicuramente all'interno di un conflitto che ovviamente nel caso del disadattamento resta tale ed è variamente gestito. Nel caso invece del campo delle disfunzionalità, delle conseguenze disfunzionali di un atteggiamento negazionista, ovviamente ci sono dei danni nella personalità. È evidente che oltre a caratterizzare il tipo di personalità, se rapportiamo questo concetto, questo costrutto che è la negazione, che abbiamo chiamato anche meccanismo di difesa, nei nostri giorni, in queste ore, in questi 8 mesi, quindi se lo compariamo come costrutto psicologico alla condizione vissuta negli ultimi 8 mesi, allora noi possiamo dire che in effetti ci sono però delle considerazioni da fare. La negazione, dicevamo, è segno di una cattiva presenza nel legame, nello stile di attaccamento e, perché no,
e presenze di conflitto e quindi del disadattamento. Però c'è da dire anche un'altra cosa, che in fondo le complessità oggi della comunicazione, siamo passati da livelli già abbastanza esasperati nell'uso delle connessioni a livelli adesso ritenuti persino necessari, no, imprescindibili nell'uso delle connessioni, quindi l'essere sempre connessi, l'essere sempre presenti. Adesso appunto con la didattica a distanza c'è un grosso dibattito nel nostro paese, è partita, in molti contesti sta funzionando, per alcuni bambini ci sono segnali significativi comunque di ripresa del rapporto, anche se molto mediato ovviamente dalla presenza della tecnologia, che è la sola in questo momento che rende possibile il rapporto con la didattica, col mondo della classe, con il corpo insegnante. Ed è evidente che in questo periodo stiamo assistendo a degli adattamenti, a degli accomodamenti, tutti quelli che tuttavia hanno come segno distintivo appunto l'uso della negazione in presenza marcata. È chiaro che sono soggetti che presentano varie forme di disadattamento e quindi vari problemi disfunzionali. Poi tutti ovviamente hanno una storia a sé, questo ci insegna che non bisogna sempre generalizzare. Ecco, questa mancanza di socializzazione, diretta, che conseguenze può avere in un adolescente? Nell'adolescente abbiamo visto in questi mesi che il distacco dalle cose che abitualmente venivano esperite, dai contatti che stabilmente l'adolescente aveva, tutto questo in questi mesi è stato notevolmente non messo da parte ma rivisitato, riarmonizzato in ogni contesto amicale, gruppale, in ogni vicenda che sia relazione tra adolescenti. Abbiamo visto che c'è stato un inseguire modelli per adattarsi a quello che era possibile fare. È chiaro che nelle realtà dove l'adolescenza conosce già livelli di tensione, di conflitti, di attriti, di quartiere, tra famiglie, è chiaro che nei contesti meno abbienti, è chiaro che in tutto quello che è l'ambito di agglomerati con scarsi servizi, l'alta presenza di disoccupazione, l'alto tasso di genitori detenuti. È chiaro che in questi contesti la partita è molto più alta e si sarebbe dovuto fare un ragionamento molto molto diverso da una realtà all'altra. In alcuni quartieri siamo in presenza di alti tassi di dispersione scolastica, ma già era così e si è accentuato ancora di più questo fenomeno. E quindi la gestione oggi, tutto quello che è l'ambito della formazione, della ricreazione, di ciò che facevano sia tanto i bambini quanto gli adolescenti nel pomeriggio, adesso è un mondo tutto da scoprire, da reinventare, però c'è bisogno di saperlo rapportare alle esigenze che intanto devono essere anche contenute, le famiglie devono essere anche in grado di sapere contenere certe esigenze, di seguire i propri figli. Quindi questo perché noto che questi ragazzi sono molto soli, nel senso che anche la famiglia sono tutti quanti occupati o sul cellulare o sul computer. Questi ragazzi anche in casa vivono delle situazioni un po' di solitudine, non le pare, dottore? Dopo questa domanda vorrei far rivolgere alcune domande da parte della signorina Morena De Rosa, Quindi dopo questa domanda facciamo parlare la signorina Morena De Rosa e poi il signor Giovanni Di Matteo. Prego, dottore. No, ma senz'altro l'abuso
la interrompo, in effetti proprio questo le volevo chiedere, quanto adesso proprio la tecnologia, professore, abbia preso una piega sconcertante, cioè abbia peggiorato la condizione di interazione, dell'interagire proprio con gli altri, perché se prima del Covid avevamo già lamentato in più occasioni che i bambini e gli adolescenti spendevano troppo tempo con i dispositivi elettronici e con la tecnologia in generale, non voglio immaginare adesso con il Covid dove si è arrivati la tecnologia, perché penso che in questo momento storico sia gli adolescenti che fanno fatica a volte anche a stare tra le mura di casa, perché tendono per età ad andare via, a uscire di casa e non stare sempre con i genitori come forma di ribellione, come forma di gioco. Immagino che adesso la tecnologia e l'online, il web in generale abbia preso il sopravvento completamente. Certo, anche con il rischio che passino dei messaggi del tutto nocivi, oltre che preoccupanti per la circostanza, ed è mercato per ogni tipo di cose illecite e brutte che possono essere conosciute già in tenera età, come abbiamo visto, dalla pedopornografia a quant'altro, all'uso di alcolici già nell'età della pubertà. Quindi stiamo assistendo a dei grandissimi cambiamenti che avevamo definito epocali, nel modo in cui il dispiegamento della tecnologia raggiungesse le esistenze, le modificasse, le orientasse, e perché no, diciamo anche le controllasse queste esistenze. Sappiamo bene di essere rintracciabili, pistabili in ogni momento. Ma non ci allontaniamo tanto dal discorso. L'uso è chiaro adesso delle tecnologie è diventata occasione per mettere veramente qualsiasi merce sul mercato, e questo ovviamente preoccupa le fasce giovanili, perché sempre più l'esercizio della genitorialità oggi sta vivendo delle modificazioni. La capacità dei genitori non è sempre la stessa e non è sempre positiva, idonea per garantire protezione, istruzione, soprattutto anteporre gli interessi del minore ai propri e assisterlo nell'evoluzione della sua crescita. Questo parliamo di minori cosiddetti normali. Quando invece poi tocchiamo il problema di famiglie che vivono una presenza di disabilità dei propri figli, e lì il discorso evidentemente deve essere ancora più articolato, perché si sommano altre esigenze, bisogni speciali, bisogni particolari, per cui è indispensabile che l'azienda sanitaria, i comuni lavorino sempre in rete, i tribunali che si lavori sempre in rete per cercare di essere una comunità che si occupa della persona, non soltanto della malattia o del fatto specifico e parcellizzato, ma la qualità della persona, del benessere psicologico. Ed è importante su questo, vorrei dirlo, un po' a commento anche dei diversi provvedimenti di legge, i famosi DPCM che si susseguono dal marzo scorso. In effetti, benché sia stato sottolineato più volte la necessità e il valore dell'assistenza psicologica, e nei testi si sia vista contenuta la possibilità di bandi e di selezioni, quindi di reclutamento di altri psicologi nel sistema sanitario nazionale, bene, questi provvedimenti non sono stati ancora adottati. Quindi il personale è rimasto sempre quello. Ci sono vari contesti che possono essere molto più a rischio, come per esempio l'assistenza penitenziaria, dove abbiamo visto nei mesi scorsi i delicati problemi legati alle sommosse in carcere, alle evasioni, quindi i gravi problemi di ordine pubblico che si possono innescare. Quindi l'assistenza psicologica nei vari settori è importantissima, e ci vogliono più psicologi nel sistema sanitario nazionale,
nelle strutture accreditate del sistema sanitario regionale. Stabilizzare soprattutto gli psicologi, questo è l'obiettivo che ci poniamo, bene, e ci dobbiamo porre nei prossimi tempi. Perché? Perché l'assistenza psicologica non deve essere vista e inquadrata soltanto nell'ambito dell'azione del volontariato, quello è tutto un altro discorso. Oggi uno psicologo, psicoterapeuta, un professionista che ha 10 anni, 10 ho detto, di studi universitari, quindi non parliamo di cose dette così, stiamo dicendo cifre ufficiali. Quindi un professionista che merita un adeguato compenso, è un professionista che merita un'adeguata posizione funzionale e un riconoscimento del proprio ruolo. Quindi andiamo al di là di quanto decantato in questi mesi e chiediamo fatti, perché questo tipo di assistenza è centrale oggi per le vittime, è centrale per i soccorritori, sempre di più. Io vorrei rivolgere la parola al signor Matteo, mi scusi, Giovanni Di Matteo, mi scusi. Prego, per quanto riguarda il professore. Sono perfettamente d'accordo che in questo periodo c'è bisogno di un supporto psicologico, psicoterapeutico più che altro, ma in tutte le fasce, come diceva già prima il dottore. Nostra intenzione, un protocollo che stiamo preparando nel nostro comune, sperando che non vada cestinato o messo in un cassetto, anche questo tipo di aiuto, perché lo dicevo prima, c'è il giovane che è disorientato, il papà commerciante, peggio di andare in peggio se non lavora. Si può creare una macchina pericolosa che dà alito, è come se la macchina, considerate che in queste cose sa che ci guadagna di più, paradossalmente, la malavita, perché lì le persone disperate vanno a trovare un rifugio, vanno a trovare, poi succedono situazioni incresciose che nessuno vorrebbe che succedessero mai. Ma vede, se noi non diamo un controllo, se noi non diamo un segnale forte che si può uscire da questa situazione, e ne usciremo, di questo ne sono più che sicuro, cerchiamo quantomeno di uscirne con i minor danni possibili, dando aiuti concreti alla categoria dei commercianti, a quella degli attori del teatro, insomma in tutti i settori. Cerchiamo di darci una mano. Io prima sentivo, questa sorta di idea, la domanda che faceva prima un ascoltatore, diceva: ma dobbiamo essere uniti o dobbiamo essere... È una bella domanda, nel senso che io credo che un'unità generale non la si troverà mai. Sa perché? Perché io ho avuto tante discussioni anche abbastanza accese, perché giustamente c'è chi è pro lockdown e c'è chi è contro il lockdown. Ma è chiaro che se dobbiamo fare un ragionamento di natura morale, dovremmo chiudere tutti quanti, prendere un sussidio e starcene a casa aspettando che il virus... Noi diciamo a Napoli la salute viene prima di tutto, no? Quindi per me va bene, affinché però è chiaro che se mi viene lo statale e mi viene quello che è garantito, dice io sto a casa, voglio dire, rispetto il lockdown, sì, tu vieni pagato. Però a questo punto dico, stiamocene tutti giù, che secondo me la soluzione è quella, bisogna chiudere, c'è poco da fare, arancione, rosso, bianco, verde, secondo me sono solo colori. Se non si chiude come è stata fatta a marzo, scusami Rita, il problema non lo risolviamo, perché io stasera mi sono sentito con un mio carissimo amico che è stato affetto da questo virus, che in questo momento per isolamento vive a Napoli, per isolarsi da una mamma anziana, quindi responsabilmente sta vivendo a Napoli temporaneamente. Napoli è piena zeppa. Allora il discorso qual è? È medico, è commerciale, è politico. Napoli era piena zeppa di gente, per l'amor del cielo, tutti con le mascherine, tutti con... La devo interrompere un attimo, perché su questa parola che lei dice mi hanno scritto un comunicato che voi non leggete qui davanti a me dalla regione, dove mi confermano che la zona Vomero di Napoli praticamente era piena di ragazzi che... Ah sì, ho foto, mi sono arrivate sul cellulare. Quando riguarda gli orari, eccetera, eccetera.
mi stanno Sì. confermando in questo momento che sono arrivate alcune notizie, alcune immagini a noi, diciamo che ci hanno inviato. Ma guarda, mi sono arrivate poc'anzi sul cellulare del direttore, era proprio questo il ragionamento. Quindi sto discorso dell'orario, alle 6, alle 7, alle 21, l'asporto, il ristorante chiude, però il centro commerciale rimane aperto, secondo me non fa altro che creare differenze tra classi sociali, ed è chiaro che l'unità di cui parlava il telespettatore prima non ce l'avrai mai. Perché ti dirò già da adesso che l'insegnante, il poliziotto, il vigile, tutti i dipendenti statali o quelli che hanno, scusami, la pagnotta un po' più al sicuro, ti diranno sì, per me va bene il lockdown, ma vaglielo a dire a chi apre la sera cinesca la mattina che non devi stare chiuso 3 mesi. Sì, ma noi vogliamo stare chiusi, attenzione, dateci il minimo garantito per sopravvivere, lo dicevo prima, altrimenti questo virus non passerà mai e avremo effetti sempre più devastanti. Posso dire una cosa, scusami? Allora, ci sono un sacco di negozi che stanno chiudendo tutti, non per il lockdown, ma perché si ammalano di Covid e chiudono. Qui sotto casa mia se ne sono chiusi in pochissimo tempo 3, cioè voglio dire, allora c'è poca scelta, la scelta non c'è, cioè perché se noi non ci diamo una regolata, qui alla fine dobbiamo chiudere per forza, cioè voglio dire, comunque andiamo a penso che si arriverà a quello, purtroppo ci stanno portando piano piano perché i mezzi per chiudere in una sola volta non ci stanno, Rita. Purtroppo è la triste realtà. Chi vuoi, chi politico, chi presto vuoi che ti dica chiudiamo? Non ci sono ancora i finanziamenti, non ci stanno i soldi. Professor Cantone, ho una domanda per il professor Cantone. Professore, per quanto riguarda sotto il profilo psicologico, lei cosa pensa? Cosa affronteremo o cosa stiamo per affrontare futuro? Cioè cosa ci aspetta realmente da domani in poi? Perché non credo che il 2021 sia già risolto, perché il 2021 è alle porte, mancano 50 giorni, non credo che ci sia questa risoluzione. Quindi anche dal web mi hanno fatto la stessa domanda, cioè sotto il profilo psicologico. Io non sento bene, voi sentite? No, neanche io faccio non si è capita proprio la domanda, scusa direttore. Anche dal web mi chiedono lei cosa pensa dell'attualità o il futuro, cioè cosa ci aspetta il futuro. Ho sentito. Beh, innanzitutto è una domanda, voglio dire, che è troppo aperta. Io me la limito da me e cerco di operare nel senso di dare una risposta però limitata, al senso che credo l'unico che si possa dare in questo momento, perché è troppo vasta. Siamo in presenza di un qualche cosa che adesso tutti quanti, tutte le categorie vivono. Se pensate che per esempio un sanitario vive lo stesso problema del proprio paziente, no? Quindi è già questo che ci mette tutti sulla stessa zattera. È chiaro che dobbiamo rispettare le norme e dobbiamo cercare innanzitutto auspicare che queste norme siano sempre più aderenti a veramente a fronteggiare una situazione molto critica. Oggi per esempio soltanto nella nostra regione abbiamo 4.300 e passa nuovi positivi, e solo 300 sono sintomatici, mentre 4.000 sono asintomatici, quindi fino a ieri erano dei fantasmi praticamente. E quindi rendiamoci conto di una cosa, che l'adesione, voglio dire, ad un dettato che verve sul buonsenso, sul camminare insieme come comunità, sullo stringerci intorno a certi valori di solidarietà, così come condividere tutte le preoccupazioni del mondo del commercio che in questo momento avrebbero potuto vedere dei provvedimenti in essere che sono stati annunciati da mesi ma disattesi ancora oggi. Ci sono enormi ritardi nella politica, enormi ritardi nell'organizzazione. Abbiamo visto che anche in ambito sanitario il nostro sistema sanitario regionale
ha retto nei primi mesi, però ha conosciuto e sta conoscendo adesso delle difficoltà, no? Che ben sappiamo. Ospedali già pieni, si stanno allestendo altri reparti Covid, si stanno cercando nuove figure professionali, quindi nuovi professionisti e incaricati da mettere in servizio. No, soprattutto non dobbiamo arrivare come siamo arrivati agli ospedali di Torino, dove i malati sono per terra, perché questa è un'oscenità non accettabile. Sicuramente, è certo che dobbiamo fare degli sforzi enormi, però io quello che da un punto di vista dell'educazione, il senso del rispetto, il senso di dare sempre una comunicazione efficace, semplice, diretta alle popolazioni, alle comunità, credo che sia veramente un'esigenza oggi da cui non si può più prescindere, perché se tutti parlano di tutto, bene, ognuno di noi ha la libertà di accendere o meno il televisore per sentirlo, però il problema non si riduce e non si elimina se io spengo il televisore. Il problema è che poi lo spazio pubblico, lo spazio importante, il parlare al pubblico, non nel senso di servizio pubblico, di parlare al pubblico, deve essere oggi, credo, un'azione, come dire, importante, monitorata, ci vogliono dei messaggi opportuni, giusti, adeguati per tutte le fasce d'età. Bisogna programmare veramente un nuovo ciclo di convivenza, no? Di regole della convivenza, e soprattutto rispettare ciò che di importante ci viene indicato da parte delle autorità sanitarie, perché senza questo rispetto i rischi sono grossi, maggiori, ripeto, fin quando non li viviamo non ci rendiamo forse conto delle difficoltà, ma appena in una famiglia c'è un caso di positività, invece le angosce cominciano ad avanzare, giustamente, perché il sistema sanitario è troppo impegnato ed è troppo, come dire, stressato adesso dall'enorme richiesta, sia Covid che non Covid, come vi dicevo prima, tutta la parte dell'assistenza non Covid, vi parlavo prima dei milioni di cronici o di multicronici che hanno più patologie, ecco, che non si sono più curati in questi mesi. Prego. No, mi rendo conto di aver parlato troppo. No, perché una domanda per lei da parte della famiglia Patrizia Pedata da Torino, ci scrivono e volevano farle una domanda, se è possibile fare questa risposta. Allora, mi dicono, secondo lei, sotto il profilo psicologico che hanno scritto qui sul web, questa cosa che ha affettato la popolazione, cioè nel senso del modo di agire e di fare, per quanto tempo ne avremo ripercussioni a livello e se ne usciremo psicologicamente da questa cosa, da parte della famiglia Pedata da Torino? Guardi, diventa tutto molto difficile perché si muove un passo al giorno, si muove un mattone, voglio dire, al giorno, per cui sono poi le piccole così come le grandi scelte del governo, delle autorità centrali, delle autorità regionali, che avranno un'enorme risonanza, però conterà molto anche il grado di coesione della comunità, della collettività. Quindi è che è importante in questo momento che il mondo dell'associazionismo, le società scientifiche diano un sostegno a tutte le istituzioni e che siano vicine ai servizi per garantire l'assistenza massima alla popolazione e soprattutto per pensare ad un piano nazionale di prevenzione del danno psicologico da partire da questa emergenza. Allora, io vorrei dare di nuovo la parola, siamo quasi al finale, vorrei dare la parola alla signora Rita di Lernia. Prego signora Rita, se vuole porre altre domande al professor Cantone oppure vuole dire qualche altra cosa. Prego. No, io volevo dire che praticamente dobbiamo stare attenti, dobbiamo rispettare le regole, diamoli questi messaggi, non dobbiamo mai stancarci di dirlo, perché in effetti sì, siamo tutti penalizzati, d'accordo, io
per quanto riguarda il teatro, il signor Giovanni per quanto riguarda i commercianti, il dottor Cantone per i problemi che ci sono, che purtroppo i medici stanno affrontando in questa pandemia. Dobbiamo rispettare le regole, non dobbiamo pensare che è tutto, diciamo, semplice, che non c'è niente, che fingiamo di non guardare le cose. No, bisogna essere coscienti perché c'è un nemico da affrontare. Se io non conosco questo nemico, faccio finta di non vederlo oppure non mi interesso e non so di cosa è fatto questo nemico, come posso pensare di combatterlo? Cioè, ci dobbiamo rendere conto, dobbiamo essere coscienti della cosa e dobbiamo cercare, insomma, di risolverla al meglio. Questa cosa purtroppo la possiamo solo risolvere stando uniti, tutti quanti, tutti uniti. Purtroppo ci dobbiamo mettere in testa che è così e dobbiamo andare avanti, insomma. Dobbiamo cercare di fare la nostra parte in questo momento, è molto importante fare la propria parte. Morena De Rosa. Grazie direttore. No, in effetti io volevo prima chiedere una cosa al dottore proprio relativamente al fatto che ha detto una voce asintomatici. Io credo che questa voce, non so, il dottore mi confermerà o meno, abbia invece spinto o in qualche modo abbia tolto molta paura ai cittadini e alle persone tutte, perché nei 3 mesi principali del Covid, quando non avevamo questa voce asintomatici, tutti avevano dei sintomi, tutti correvano in ospedale, quanto addirittura terapie intensive incantate, avevamo molta paura, ci siamo barricati in casa, mentre invece da quando c'è purtroppo questa asintomatologia, io noto che le persone non hanno più paura come prima, e ad abbandonare questa mia affermazione è proprio la strada di Napoli, del Vomero, che ci stanno arrivando le immagini, che è piena. Secondo lei è vero che questa voce asintomatici non desti più paura nelle persone come prima? Certamente, voglio dire, si creano delle dissonanze un po', diciamo, cognitive in merito al problema, però voglio dire molto semplicemente una cosa, che fa comodo pensare a quel che si vuole, e questo lo fanno non soltanto i ragazzi, ma lo fanno, io vedo farlo anche agli adulti tutto questo, nel senso che si gioca molto, no, su certi aspetti e come dire, riguardo poi ai momenti più critici, alle difficoltà che bisogna affrontare, a volte ci rendiamo conto che non sentiamo quella robustezza nella propria personalità per poter affrontare questi passaggi e quindi superare le cose. Vedete, certi messaggi la gente non li osserva, li tradisce, li omette, semplicemente perché in questo momento c'è una sovraesposizione, no, della comunicazione. Siamo, come dire, ad una molteplicità, no, di messaggi e di linguaggi che, piuttosto che come dire, sostenere coesione, sostenere responsabilità, si allontanano. Pensiamo per un attimo, non tanto perché abbiamo fatto così cronaca, ma quando il male, il virus ha colpito qualche personaggio molto famoso della nostra scena, eccetera. Bene, vediamo un attimo gli effetti di tutto questo, no? Nel senso che, voglio dire, oggi ci sono tanti significanti, va bene, e per cui noi assistiamo ad una moltitudine poi di azioni molto sconnesse. Per cui questi sono tempi dove poi molti si rifugiano all'interno di organizzazioni mentali che fanno comodo, lo metterei tra virgolette, che fanno comodo. Sì. Allora io vorrei rivolgere la parola al signor Giovanni Di Matteo. Prego. Non so se Giovanni, il microfono spento. C'era il microfono spento. Sì, dicevo, effettivamente abbiamo detto già tanto per quanto riguarda l'aspetto morale e psicologico di questo maledetto virus, che insomma
ci sta un po' stravolgendo la vita. Seguo l'ITA sul discorso di essere uniti, per l'amor del cielo, dobbiamo essere uniti, perché è chiaro che uniti si vince, l'unione fa la forza. Però bisogna anche cercare di capire effettivamente, io per esempio ho una mia idea, ma già secondo me qui siamo in 4 o 5, abbiamo 5 idee diverse rispetto a questo Covid, lo diceva prima Morena, qualcuno ha paura, qualcuno non ha più paura. Effettivamente se si vanno a guardare i numeri tutto questo spavento non c'è, però io immagino adesso che si avvicinerà l'inverno, tra influenze, Covid, febbre e quant'altro, che cosa potrebbe succedere, in particolar modo nelle regioni più, ahimè, diciamo con un sistema sanitario non proprio eccellente. Perdonami Gianni, avevamo fuori al Cotugno, avete visto tutti, penso. No, lo so, Rita, ma penso che qui lo sappiamo perché sono... le macchine, cioè... No, ma lo sappiamo Rita, siamo tutti campani qui, quindi conoscevo, io proprio per questo dicevo, dobbiamo essere uniti e vigilare tantissimo su questa situazione, quindi mantenere tutte le distanze. Spero che serviranno, non lo so, non sono un medico e non mi permetto di dare giudizi in tal senso, però posso immaginare, come dicevo prima, in pieno inverno dove hanno influenze normali, quindi non parliamo di Covid, posso immaginare la confusione, la paura e tutto quello che ne risentirà proprio il tessuto sociale su questa cosa. Quindi speriamo che prima dell'inverno, quello vero, perché poi fortunatamente da noi ci sono 2 o 3 mesi di freddo, ma sono 2 mesi in cui c'è un'influenza insomma predominante, spero quantomeno che in questo periodo ci si possa trovare una soluzione quantomeno per capire quando si tratta di Covid e quando si tratta di una semplice influenza, perché qua purtroppo, diciamoci la verità, hai detto, appena qua uno prende la febbre chiama il medico, chiama l'ASL, va a farsi il tampone. Noi abbiamo qui delle strutture private che stanno facendo tamponi, è pieno, cioè avete difficoltà a farvi un tampone privato dove si paga 50, 60, quel che sia, è pieno zeppo, quindi la gente fa un decimo di febbre e corre a fare il tampone. Gianni, ma se l'ASL non va a casa a fare il tampone, la gente... No Rita, perdonami, io non sono un medico, c'è un medico in linea, però magari che mi può correggere se sto dicendo una stupidaggine, però non è che qua al primo sintomo di febbre o raffreddore corriamo a farci il tampone, poi non è detto che oggi non ho il virus e domani oggi ce l'ho e domani non ce l'avrò, viceversa, cioè questo poi c'è un dottore qui ci potrà dire meglio, però proprio se io sono uno psicologo, fare il tampone. Allora, io sono uno psicologo, non entro nel merito volevo delle questioni più qui presente e per quanto riguarda la psicologia, nel senso di come ci sta affettando, quindi certo. A livello di virologia non può darci un'opinione. No, io parlavo psicologicamente, dottore, mi perdoni, cioè dicevo, psicologicamente una persona se c'ha la febbre è convinta di avere il virus, va in cioè entra in una paura e corre a fare il tampone, però non è che il tampone ti ha risolto il problema, perché qua dovremmo fare tampone tutti i giorni. Bravo, sì. Allora, io siccome siamo quasi... Parlo del lato psicologico, direttore. Sì, siccome siamo quasi giunti al termine, manca qualche minuto, quindi iniziando da lei, signor Giovanni Di Matteo, un messaggio, diciamo, di auspicio che può dare in questo caso ai commercianti. Prego. Io ai commercianti dico di tenere duro, di capire che siamo in un momento difficile, un momento di oscurità, nel senso che stiamo lottando contro qualcosa che non conoscevamo prima. Chiedo di stringere veramente i ranghi, magari in questo momento per chi sta ancora aperto abbassare i costi e cercare di rimanere aperti e non lasciarsi andare e dire basta, non ce la faccio più, perché vedrete che sia i comuni, le regioni, lo Stato, ci saranno degli interventi finanziari, sicuramente si interverrà sui fitti, sicuramente si interverrà sulle tasse da non pagare, sicuramente di questo ne sono convinto, non succederà domani mattina, ma sicuramente riusciremo a spalmare questa sorta di debiti, tra virgolette, dove magari avremo poi la forza, perché se riusciamo a superare questo periodo ripartiremo più forti di prima, di questo sono convinto, quindi tenete duro, ce la faremo. Di tenere duro ce la faremo.
Rivolgo la Sì. parola alla signorina Morena De Rosa, un suo messaggio di auspicio. Assolutamente, grazie. Io penso che la cosa probabilmente più opportuna da fare in questo momento, e la chiedo umilmente, che il senso di responsabilità che ci ha avvolto nei mesi principali, quindi mi rivolgo al mese di marzo, aprile e maggio, dove tutti abbiamo dimostrato un fortissimo senso di responsabilità, avvalorato sicuramente dalla paura, avvalorato da un virus di cui non ne conoscevamo, però intanto ci ha permesso di uscirne anche per un periodo, perché ci siamo comportati veramente bene, abbiamo avuto un grande senso di responsabilità. Quindi io vorrei chiedere nuovamente lo stesso senso di responsabilità da parte di tutti noi, dimostrato nei mesi precedenti, di attuarlo anche adesso e sperare che appunto si mandi fuori. Ok, invece mi rivolgo la stessa domanda alla signora Rita Di Lernia, un messaggio di auspicio per quanto riguarda Noi che facciamo teatro, il teatro lo amiamo, quindi ci auguriamo che sicuramente insomma si possano riaprire al più presto i teatri e quindi riniziare di nuovo le stagioni teatrali, con la speranza insomma che tutto vada bene, ma dipende molto da noi e quindi dobbiamo essere un attimino più, diciamo, responsabili, ecco qua. La stessa domanda la rivolgo al professor Filippo Cantone, un messaggio di auspicio per tutti gli ascoltatori che in questo momento sono 171.173. Prego, professore. Mamma mia, che responsabilità che ci ha dato, direttore. Messaggio di auspicio non è un messaggio di auspicio, ma è un semplice augurio, perché abbiamo tutta una popolazione in realtà, professore, che non sanno nemmeno forse più loro in realtà cosa fare. Le nostre comunità regionali, nazionali, internazionali ormai stanno conoscendo luoghi comuni, stiamo avvertendo un unico disagio e ne usciremo certamente se avremo governanti validi, ma anche se avremo una cittadinanza attiva, responsabile e che soprattutto avverta il bisogno di stringersi intorno ai soggetti più deboli in questo momento. I bambini, gli anziani sono in primo luogo i soggetti che bisogna proteggere di più e sono anche le due risorse molto molto importanti per il nostro futuro e perché la nostra possa essere chiamata sempre una civiltà. Abbiamo ricevuto grandi insegnamenti dalla storia e credo in questo momento, con l'apporto delle professioni, con l'apporto appunto di tutti gli ambiti professionali e occupazionali, io credo che si possa continuare a fronteggiare una situazione molto molto grave, non perdendo di vista la capacità umana di saper cogliere la relazione, la solidarietà e il rispetto per l'altro. Grazie professore. Allora io saluto tutti voi come Eccellenze Campane, il nostro professor Filippo Cantone, grazie a voi, Comitato Campano Psicologo per la Salute Pubblica. Saluto Rita Di Lernia, presidentessa dell'associazione di Partenopacci, che fa tanto per i suoi ragazzi e per la comunità. Saluto il signor Giovanni Di Matteo, presidente dell'APE per i commercianti, la nostra ospite attrice Morena De Rosa. Veramente grazie tantissimo per essere qui con noi con Radio Solo Napoli. Grazie a voi ascoltatori, che siete stati veramente in tanti. Ci scusiamo se magari non abbiamo risposto ad alcune domande, ma non era luogo. Grazie veramente di cuore, alla prossima e grazie per essere di nuovo, per essere stato con Radio Solo Napoli. Ciao. Grazie a voi. Ciao a tutti. Buonasera.